Allora, con il segretario regionale Via Fora, oggi sciopero riuscito e manifestazione riuscita a Vicenza, manifestazione regionale. Abbiamo con noi ad esempio i lavoratori della metro che si trovano a casa da un momento all'altro come se fossero degli scaffali usati. Sì, abbiamo avuto questa improvvisa, inattesa comunicazione da parte di Metro mentre si stava discutendo il contratto integrativo aziendale, a dimostrazione che questo grande gruppo internazionale, multinazionale, che per 35 anni ha operato in Veneto e soprattutto a Marghera, dall'oggi al domani considera che può chiudere senza colpo ferire, mettendo per strada 70 lavoratori a cui bisogna aggiungere quelli dell'indotto, delle mense, delle pulizie. È una cosa inaccettabile che non faremo passare. Segretario, oggi lo sciopero e la manifestazione perché? Perché vogliamo il contratto. Dopo 24 mesi di inutili trattative è venuto il momento di avere un contratto che sia rispettoso dell'orario, dei diritti delle persone alla maternità, che si dia un riconoscimento economico perché i lavoratori hanno perso salario, che non si usi la flessibilità per smontare ogni forma di organizzazione della vita delle persone e per affermare un diritto, come dire, a cui le persone non possono rinunciare, che è la dignità nel lavoro, la dignità, il rispetto, un lavoro che sia sicuro e che soprattutto assicuri un salario adeguato.